Direi che il piano di comunicazione è importantissimo. Allora, a fronte di un patrimonio culturale e materiale straordinario, che è quello che abbiamo in Sardegna, occorre un piano di comunicazione che sia in grado di raccontare, partendo dai territori, la bellezza del nostro patrimonio culturale, raccontandolo a tutti i territori della Sardegna, andando anche oltre, perché questo patrimonio è nostro e questa valorizzazione parte, ripeto, dai territori, ma deve coinvolgere tutta l'isola e naturalmente tutto il mondo. Noi dobbiamo provare a costruire modelli in cui la sinergia tra il pubblico e il privato, ripeto, cosa fondamentale, partendo dal territorio e dalla narrazione del territorio, noi dobbiamo essere in grado di raccontare attraverso modelli sperimentati, consolidati, in cui il pubblico e il privato interagiscono per far sì che la valorizzazione sia la più ampia possibile, in modo da raccontare bene a tutto il territorio, a tutti gli uomini e le donne della Sardegna, ma anche con l'ambizione di andare fuori dall'isola, perché la Sardegna ha un paesaggio culturale straordinario, penso alle montagne, penso alle spiagge, ma anche un patrimonio culturale che dobbiamo raccontare a tutti. Insieme al racconto del territorio, quindi del patrimonio culturale, dobbiamo raccontare anche tutto quello che l'uomo ha fatto in questi anni, quindi le sue capacità di produzione che si sono sviluppate in tantissimo tempo. Quindi penso all'enogastronomia, penso all'artigianato, penso a tutto quello che è la storia dei nostri territori, perché raccontare un paesaggio culturale significa raccontare la storia degli uomini e delle donne che hanno vissuto nei nostri territori, che vivono e che costruiscono il futuro.